Bella Juve, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare intervista doppia speciale 1000 iscritti. Siamo arrivati a 1000 iscritti, un traguardo enorme, ma noi non ci fermiamo, siamo oltre, quindi godetevi l'intervista. Nome, Antonio. Gennaro, età, 15. 15, quanto sei alto? Nel 75. 1,70. 3 aggettivi per definirti. Introverso. Divertente. E non lo so l'altro. Simpatico, permaloso e sincero. La parolaccia che dici più spesso. Vaffanculo. All'animilite in borsa. Le 3 cose che guardi in una ragazza. Tette, culo e fisico. Fisico, faccia e culo. Qual è la tua città? Positano. Positano. Cosa cambieresti della tua città? Tutto. No. La strada. La strada. Il comune. Mi hai detto la strada ovviamente. Dove vorresti vivere? Qui. A Napoli. Che squadra tifi? Juve. Ovviamente il Napoli. Perché tifi la Juve? Perché tutti nella mia famiglia la tifano ed è anche un legame affettivo verso di loro. Perché tifi il Napoli? Perché non c'è cosa più bella di fare quei colori. Quando è stata la prima volta che sei andato allo stadio? Juve Sassuolo 1-0 2016. Gol non dico di. Napoli Inter 1-0 gol di Lavezzi. Quando è stata l'ultima volta che sei andato allo stadio? Juve Inter 0-1. Napoli Genova 3-0 all'addio di Insigne. Il giocatore che ti ha fatto innamorare della Juve. Tevez. Il giocatore che ti ha fatto innamorare del Napoli. Gonzalo Higuain. Social preferito. Instagram. Instagram. Argomento del web. Preferito sempre. Calcio. Calcio. Come è nato il canale Gennazza? Rispondi. Che so? Che cazzo si ricorda? Vabbè, rispondo io. Vabbè, È rispondi nato in una sera che c'era la partita Napoli-Milan. Ho detto proviamo a imitare Fuse Gamer. Ho fatto la reaction Napoli-Milan Ricca, tu dici. e ha avuto 500 views e da lì sono andato avanti. Di chi è stata l'idea? Lui. Mia. Il video che ti è piaciuto di più registrare? La pizza. Questo. Ok. Un pregio e un difetto dell'altro? Pregio. Non molla mai. Difetto. Malato del Napoli. Un pregio che è molto simpatico. Il difetto che è testardo. L'influencer che ti piace di più? Influencer. Gennazzi. Fuse Gamer. Un pregio e un difetto dei social? Allora, pregio, vabbè, che puoi conoscere persone che non puoi conoscere nella vita normale. E difetto, ci sono un po' troppe persone che attaccano solo perché sono dietro uno schermo. Un pregio che sei più conosciuto, un difetto è che ci sono delle persone stupide che insultano dietro i commenti. Mare o montagna? Male. Montagna. Inverno o estate? Estate. Inverno. Pizza o panino? Pizza. Panino. Piatto preferito? Matriciana. Carbonara. Piatto che non ti piace? Verdure di qualsiasi tipo. Pasta e... non c'è un piatto che non mi piace. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Uno yacht. 10 milioni mi comprerei
un bel hotel. Una figura di merda che hai fatto. A scuola con un professore non ho capito l'argomento, diciamo, per farla breve. Aspetta. Per me l'hai capito di chi stavo parlando. Stavo per strada e chiamo questa persona e non era, pensavo che era Antonio, invece faccio Anto e quello si gira, fa è sbagliato persona e io ci sono rimasto. No. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Sì, dipende. Sì, Ti è piaciuta questa intervista? Certo. certo. E se volete la parte 2 con l'intervista lasciate un mi piace. Un saluto per chiudere. Saluto tutti i fan di Gennazza, so che ci seguite sempre e continuate così. Un saluto, grazie per i 1000 iscritti, ci vediamo con il prossimo speciale.